tratta l'errore del numero 3 Rude P, si sbaglia anche Rapsodia B. La nota cavallo Rude P squalificato, regala il comando attaccato da Raji Cox che si accoda, rimane fuori Regina dei Greppi, così invece per Roxana Griff che perde qualche battuta. Il lancio in 14-7, guidano Regale Vivian Martellini che decelerano immediatamente, già il 300 il ritmo è calato nettamente, tanto che si mette di fuori Regina di Greppi che aveva parcheggiato. Va l'attacco del battistrada, pressione troppo lenta, 16-8, il che consente a Regina di Greppi di installarsi al comando, spendendo il giusto, riallunga al comando la nuova cabofila e la fila si allunga alle spalle dei primi. Alito in 15-3 per la curva, in terza posizione Raji Cox che perde qualche battuta, cerca di portarsi sotto Roxane Griff, mentre rimane più indietro Osimas che va a scavalcare Rosina del Ronco agli 800 di gara. Rosina che si impegna al largo, Alito in 16-3, dopo che un po' si è ricompattato, ha preso la seconda volta anche Roxane Griff in anticipo su Rosina del Ronco. Intanto Regina di Greppi arriva al chilometro in spinta comunque in 15-9 di frazione intermedia in questo momento. La sono sempre Regal, poi ancora Raji Cox in quota, cerca di tornare nel video della corsa anche Rapsodia B che era stata fallosa all'inizio. Intanto siamo con i cavalli all'ultima curva, paletto in 15-7, Regina di Greppi in vantaggio, la segue da sola Regal mentre accusa problemi seri Raji Cox. Rapsodia B quasi va a tamponarla, poi Greppi trova il modo di spostarla di fuori in maniera millimetrica, 15-7, e di andare in caccia di Roxane Griff per la terza moneta. Nel tratto conclusivo Regina di Greppi viene a vincere chiaramente, ottenendo il motor già a centro del palo. Il secondo lo fa Regal, per il terzo torna in mezzo alla pista Rapsodia B 1, 18-3 il tempo